La maratona di lettura a Feltre torna in presenza dopo l'esperimento online che lo scorso anno conquistò gli internauti appassionati di cultura. Quest'anno uno dei festival più interessanti dell'Alto Veneto avrà luogo in città dal 20 al 26 maggio e il calendario è ricco di appuntamenti e ospiti di altissimo livello. Per noi è evidentemente un onore, da diversi anni in realtà avevamo già provato a contattarlo per dedicargli la maratona di lettura, quest'anno ci siamo riusciti, ci aspettiamo sicuramente tantissime persone. Lo storico Alessandro Barbero e il cantautore poeta Roberto Vecchioni, gli assi calati dall'assessorato alla cultura del comune di Feltre, che sta definendo il cartellone della maratona numero 17. Il tema ovviamente sarà quello della narrazione storica, della narrazione proprio della storia. Barbero, sappiamo, è probabilmente, oltre che il più importante storico italiano, il più importante divulgatore. I suoi podcast sono tra i più ascoltati in Italia e le sue, diciamo così, presenze televisive sono sempre molto importanti e molto significative. Tra i vari ospiti che hanno già confermato la loro presenza, nelle anteprime ci sarà per esempio anche il cantautore Roberto Vecchioni, che racconterà del rapporto tra storia e canzone. La maratona di lettura di Feltre chiuderà un periodo di riqualificazione delle strutture culturali della città, che saranno tutte coinvolte nel programma del festival. La serata finale si svolgerà in collaborazione con Archeologia Viva, la più importante rivista di divulgazione archeologica. La rassegna vedrà, come di consueto, impegnati in qualità di lettori i membri delle associazioni culturali feltrine, protagoniste della dimensione partecipativa e di forte legame che la maratona mantiene dal suo esordio.